soltanto perché è nata e in che periodo è nata. La Massa della Stanga è nato in un periodo in cui c'era una crisi petrolifera, cioè c'era poca benzina in giro, c'era poco gasolio, le macchine erano costrette a rimanere ferme alla domenica per ordine del sindaco, le macchine non potevano circolare di domenica, ok? Perché? Perché si doveva risparmiare gasolio o benzina. Allora erano domeniche in cui tutte le persone rimanevano in casa e sono nate le prime manifestazioni podistiche, cioè della gente che aveva voglia di muoversi lo stesso senza muovere l'automobile. Quindi facevano delle corsette a piedi, davano una corsetta, è nata con una corsa un po' più grande e una corsa un po' più grande. Io personalmente ho sempre corso, sono nato di corsa quasi. Voglio dire che mia madre mi ha partorito in bicicletta. Sentiamo la domanda di Anna, se dopo proseguiamo. Sentiamo la sua domanda e dopo proseguiamo. Quindi si poteva andare da una parte all'altra? No, c'erano solo gli autobus che funzionavano. Potevano funzionare solo gli autobus. Potevano andare anche Si fa la domanda quando si è chiamati. Prego? Si può andare anche a piedi, giusto? A piedi? Si può andare a piedi. Sì, certo. Ma in bicicletta? Anche in bicicletta, non si poteva adoperare mezzi in cui si doveva consumare benzina, petrolio. Perché erano gli autobus? Perché era un servizio civile, era un servizio che dava il comune alla popolazione per potersi muovere, perché altrimenti se io avevo male una gamba non potevo camminare eccetera, cosa dovevo fare? Dovevo spostarmi, comunque c'era un servizio pubblico che dava. I privati non potevano più circolare. Elias? Dai. Ma non era meglio così, c'era meno inquinamento? Bravo. Una bella domanda che potremmo riprendere adesso anche in questo periodo. Ecco perché delle volte quando voi trovate anche delle domeniche o dei giorni alterni perché dicono c'è troppo smog adesso, quindi adesso è il contrario, ci sono troppe macchine che inquinano l'aria e quindi sono costretti i sindaci e prefetti a chiudere dei giorni in cui le macchine non possono correre perché l'aria si pulisca. Ma se qualcuno corre, cosa succede? Se qualcuno corre con una macchina, cosa succede? Allora, possono correre alcune macchine solamente per dei servizi. Allora, le ambulanze corrono, perché se devono andare a soccorrere qualcuno possono correre. La polizia corre, i carabinieri corrono, i vigili urbani corrono. Alcune macchine dei privati che hanno dei motori fatti in un certo modo e consumano energia in un certo modo possono correre, altre non possono correre. Ma l'inquinamento che hai detto te non è dato solo dal gasolio o dalla benzina che butta fuori la macchina, ma è dato molto di più dal movimento delle ruote della macchina che si muove e che va a muovere e a rimettere nell'aria quelle particelle che fanno l'inquinamento, che sono ferme sul pavimento, sull'asfalto della strada, eccetera. Lì si deposita tutto lo smog che c'è, va giù per terra. Le macchine quando passano lo rimettono in circolo, ecco perché c'è l'inquinamento che fa male. Perché se stesse lì per terra e basta, viene una pioggia, va via, non succede più niente. Ma così non è. Con le nostre macchine lo riportiamo fuori. Ahmed? Ho due domande. La prima cosa riguarda la miliardina, la seconda è questa. È che, ma il petrolio era tanto o
quel periodo in cui abbiamo cominciato la marcia, quindi veniva razionalizzato. Quindi anche un giorno senza consumare voleva dire avere un po' di più di petrolio per il momento che c'era bisogno. E la seconda è, ma quando non c'eravamo su questa squadra dei piccoli, c'era un'altra squadra prima di questa? No, quelli piccoli, come loro, pulcini. Giocavano bene. Giocavano bene, giocavano? No, vincevate qualche partita? Certo che vincevamo le partite. Perché vincevamo le partite? Perché anche noi